Beh, innanzitutto faccio i complimenti ad Alessandro Basso per la vittoria che non giunge obiettivamente inaspettata. Nicola Conficoni, candidato del centro-sinistra, usa il fioretto per augurare buon lavoro al neoeletto sindaco Basso e maschera la delusione di non aver portato a casa il tanto atteso risultato. L'amarezza c'è, ma lo stesso ammette che in questo momento contro la corazzata messa in campo dal suo diretto avversario c'era poco da sperare. Conficoni guarda i numeri con un PD a livello cittadino che tallona Fratelli d'Italia. L'asticella si alza leggermente. Il nostro risultato lo considero soddisfacente, anzi ringrazio tutti gli elettori che mi hanno dato fiducia perché c'è stata una decisa crescita sia rispetto al 2016 ma anche rispetto al 2021. Abbiamo dimezzato il distacco rispetto all'avversario. Dopo aver leccato le ferite si lavora già in vista delle imminenti scadenze elettorali nel Friuli occidentale, perché la politica, secondo Conficoni, come la luna ha i suoi cicli. La politica è fatta di cicli, ripeto, al centrosinistra quando ha governato Pordenone è rimasto in sella 15 anni, adesso ci aspettano altri 5 anni di guida da parte della destra e ci faremo trovare ancora più preparati al prossimo appuntamento.